Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Dalla prima pagina della Voce di Rovigo, il caso: in Veneto, a partire da Rovigo, si viaggia con il freno tirato, il vaccino sta finendo, andrebbe bene anche AstraZeneca. Il direttore generale dell'ULSS 5 fa il punto: la situazione non è rosea, mancano le dosi per i vaccini e quindi Patrizia Simeonato dice: abbiamo problematiche collegate all'approvvigionamento, li usiamo tutti. Finalmente comunque a giorni riapre il portale. E sempre sui vaccini, emergenza Covid, il presidente dell'Ordine dei Medici sui viaggi all'estero per le somministrazioni. Meglio usare i vaccini approvati. Non ci sono rischi, ma è bene inoculare quelli che sono validati dall'EMA. Il caso: in Polesine torna l'incubo trivelle. Il Ministero approva la valutazione ambientale per 11 progetti per idrocarburi. C'è anche il piano per una piattaforma di fronte al delta del Po. Un pericolo che sembrava relegato al passato, ma il via libera della valutazione dell'impatto ambientale ad alcune attività di estrazione e ricerca di idrocarburi riporta la spia dell'allarme sul rosso acceso. Adria, domani l'ingresso del nuovo arciprete nella cattedrale accompagnato dal vescovo. La città accoglie Monsignor De Mori. Per le norme anti-Covid in chiesa soltanto 200 fedeli. Parco del Delta, alla guida Zaia conferma Moreno Gasparini, il sindaco di Loreo. Con lui Alessandro Faccioli, Roberto Pizzoli, Mario Visentini e Mauro Veronese. Il sindaco di Loreo, nonché presidente del parco, dice: potenzialità enormi. Porto Tolle, l'oceano viola sta per tornare. Seminata che quest'anno la lavanda, si attende la fioritura nel campo di Camello. Dal Gazzettino, riaperture, ipotesi 19 aprile. Potrebbero riaprire bar, ristoranti, cinema, se il report del 16 fosse favorevole. Il Veneto, i numeri sono da giallo, ma rimane arancione. Migliora il Friuli e lascia il rosso. Da lunedì l'Italia è quasi arancione, restano in zona rossa soltanto 4 regioni: Campania, Sardegna, Val d'Aosta e Puglia. Anche sul Gazzettino questa polemica sui vaccini che non ci sono, pochi vaccini, Zaia dice costretti a farne solo 30.000 al giorno. La prossima settimana attese 153.000 dosi, venerdì le prime 14.000 Johnson & Johnson. A maggio comunque dovrebbero arrivarne 1.090.000. Speriamo. E in questa grande confusione, Figliuolo, che è appunto il commissario per i vaccini, stop alle regioni, vaccini solo per gli anziani, niente più priorità ai prof. Agli insegnanti iniezioni in base all'età come per tutti gli altri. E comunque AstraZeneca taglia ancora le forniture. Pagina di Rovigo, vaccini ancora in prima pagina, altri 5.000 posti disponibili. E c'è questa buona notizia: gli over 80, 9 su 10 hanno già la prima dose. E domani 10 squadre dell'ULSS 5 andranno casa per casa di coloro che ancora mancano all'appello per la totale copertura di classe. Delta, stagione alle porte, attracchi chiusi. Operatori della navigazione arrabbiati. Cacciatori dice: un danno enorme visto che in ogni stagione trasportiamo 30.000 persone. Nel mirino la provincia per l'assegnazione a un gestore. Il sindaco Pizzoli dice: Dallara, che è il presidente della provincia, ha garantito l'apertura entro breve. Infatti sono 8 gli attracchi turistici chiusi dalla provincia in attesa dell'assegnazione. Abbiamo parlato prima del campo della lavanda. C'è una brutta notizia perché le maestranze dell'azienda agricola Friso, che erano all'opera per incalzare le piantine, un malvivente ha scassato le serrature delle loro automobili, depredandone il contenuto. E da Pontecchio Polesine chiudiamo con questa bella notizia: oggi Samuele sarà dimesso. Samuele Bergantin è stato operato nella clinica privata Giupponi di Bologna e per il 21enne inizia ora il percorso di riabilitazione che lo porterà, come tutti si augurano, a riavere l'uso funzionale di gambe e braccia. Ricordiamo che per questa operazione c'è stata una massiccia raccolta di fondi per finanziare l'intervento dal costo di 35.000 euro. Auguri Samuele! Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!